Spaesamenti e nuove identità, al via l'8° ciclo dei narratori d'Europa, organizzato dall'Istituto regionale di studi europei di Pordenone e curato dalla docente Stefania Savocco. Quali gli argomenti di quest'anno? Abbiamo deciso di affrontare l'argomento dello spaesamento. In questi mesi sono succedute notizie, fatti di cronaca e anche internazionali preoccupanti. Terrorismo, immigrazione creano smarrimento nelle persone. E l'idea è stata quella di raccontare come la perdita del punto di riferimento, della mappa geografica della nostra esistenza, dei nostri appuntamenti, la nostra ritualità, sia certamente spaesamento, ma ci costringa pure a ricostruire quella che è la mappa della nostra esistenza. Terzani, un grande giornalista, negli anni 90 era stato costretto ad abbandonare per esempio l'uso dell'aereo perché un indovino cinese gli aveva detto che sarebbe stato per lui pericoloso. Aveva iniziato a prendere il treno e prendendo il treno in sostituzione dell'aereo ha scoperto il rapporto con le persone e con il tempo e col paesaggio. Quindi la crisi era diventata per lui un'opportunità. Ecco, l'idea è quella di trasformare lo spaesamento, lo smarrimento che certamente coglie tutti noi in un'opportunità per capire qual è l'identità del cittadino europeo e farlo attraverso 4 romanzi di 4 paesi differenti. Quali sono questi romanzi? Partiamo con Indice medio di felicità, che è un romanzo di una giovane voce spagnola, David Machado, che tra l'altro ha avuto il premio europeo del 2015 ed è un romanzo pieno di ottimismo. Un uomo di 38 anni perde il lavoro, perde anche i contatti con la famiglia, perde la casa, è distrutto, in crisi, un uomo in crisi che però trova nel movimento, nella capacità di andare verso gli altri, la formula della sua felicità. Poi si passa ad un autore finlandese, Kari Otakainen, La legge di natura si chiama il romanzo, un romanzo in cui un uomo subisce un incidente gravissimo e anche qui è costretto a ridisegnare la mappa della sua esistenza, ritrovando quelli che sono i valori fondamentali. Poi arriviamo ad uno scrittore francofono, un marocchino, che si chiama Fouad Laoui, e questo autore, con Un anno con i francesi, ci racconta la storia di un bambino che si ritrova in una scuola francese. Questo bambino viene da una montagna, da un paesino povero ed è marocchino, quindi in una situazione di estraneità, straniero fra altri che non capisce perché appartengono a un'altra cultura, e quindi il senso di estraneità che probabilmente coglie molti degli immigrati e noi stessi nel momento in cui incontriamo una persona di cultura differente. Chiudiamo poi con Questi sono i nomi di Tommy Wieringa, un olandese, che ha accostato il viaggio di alcuni personaggi senza nome che cercano un paese in cui trovare la soluzione dalla loro fuga da situazioni pericolose, come sta avvenendo per gli immigrati che partono dalla Siria o dall'Afghanistan, e mette in relazione questo viaggio di persone migranti in cerca di una terra promessa con quello che è l'esodo ebraico. Quindi tutte situazioni che ci portano in una situazione di spaesamento ma anche di ricerca dell'identità.